Esiste un sistema, un metodo o una tecnica per non far suonare le sirene esterne? Chiaramente non per andare a rubare, per fare sì che non suonino quando vogliamo? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore del libro Mai dire antifurto. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi, come ti ho già detto, parliamo di sirene esterne. Perché? Perché negli ultimi tempi ho letto qua e là di persone che per motivi differenti chiedono come fare, cosa fare per non far suonare la sirena esterna. Per rispondere a questa domanda però dobbiamo necessariamente fare un passo indietro e capire quando e perché sta suonando la nostra sirena esterna. Vi sono infatti principalmente due motivi, due ragioni per cui una sirena può suonare. In caso di allarme, quindi correttamente collegata e configurata, scatta l'allarme, suona la nostra sirena, oppure per assenza di rete della centrale e batteria scarsa, batteria guasta, batteria esausta, finita la batteria, tutto quello che vogliamo, e quindi suona la sirena esterna. Parliamo di sirena esterna autoalimentata. Nel primo caso la sirena esterna suona in caso di allarme e quindi correttamente collegata e configurata, impianto inserito oppure impianto non inserito ma sabotaggio, è la centrale che apre il relè togliendo quindi il comando della sirena. Questa suona, noi non vogliamo che suoni in determinate occasioni, è sufficiente fare in modo e maniera che la centrale non tolga il comando. Attenzione, perché ho detto tolga? Perché le sirene esterne, essendo sirene autoalimentate, suonano con il positivo a mancare. Questo l'ho detto sicuramente in altri video. Perché? Perché se viene tagliato il cavo della sirena esterna, questa deve assolutamente suonare. Questo che cosa comporta? Comporta che se viene a mancare completamente l'alimentazione della sirena, quindi si spegne la centrale, paradossalmente, la sirena fa il suo perché le viene a mancare il riferimento, cosiddetto riferimento o comando che dir si voglia. In questo caso, potrebbe essere modificata la programmazione o banalmente potrebbe essere inserito un piccolo relè o un'uscita positiva della nostra centrale che fa in modo e maniera di far arrivare un positivo in parallelo a quello della centrale a mancare. In questo caso la nostra sirena non suona sebbene la centrale abbia tolto il riferimento. Cosa differente è invece se la sirena suona perché si è spenta la nostra centrale. Quindi ripetiamo ancora una volta: mancanza di tensione e cattiva manutenzione, quindi batteria che non ce la fa più, oppure ce l'ha fatta per le prime ore ma poi l'ente erogatore mi ha tolto energia per 20 ore, 24 ore, la batteria non ce l'ha fatta e dopo 10-12 ore la centrale si è spenta, quindi la sirena esterna ha iniziato a suonare. Ecco, in questo caso non c'è modo
se non quello di rialimentare la sirena, rialimentare quindi attraverso la centrale, non c'è modo per fare sì che non suoni. In realtà, tanti anni fa, quando gli allarmi funzionecchiavano, era prassi fare un collegamento particolare. Che cosa prevedeva questo collegamento? Prevedeva che in serie a uno dei due fili della tromba del cono acustico della sirena venisse messo un interruttore a chiave. Quell'interruttore a chiave, se aperto, faceva in modo che la sirena non suonasse per forza di cose, cascasse il mondo, la sirena non suonava perché si trovava il filo della tromba aperto. Questo però, attenzione, che cosa succedeva? Sistematicamente capitava che la chiave venisse lasciata su off, quindi aperta, e quella sirena non suonava più neanche quando ve ne fosse la necessità. Quindi è una prassi da evitare nel modo più assoluto, anche perché nel tempo le sirene si sono migliorate, l'elettronica si è evoluta e hanno iniziato a rispettare le normative vigenti che vogliono che una sirena esterna non possa suonare più di tot. Cascasse il mondo, si spegnesse la centrale, tutto quello che vuoi, una sirena che rispetta le attuali normative non può suonare più di 4 minuti o 10 minuti senza tener conto delle eventuali regole comunali, provinciali. Questo apre un capitolo a sé. Parliamo di norme nazionali o europee. Ricapitolando, sirena che suona in caso di allarme, posso escluderla? Sì. Ho diversi modi, diverse maniere, diverse tecniche, se vogliamo, per far sì che non suoni quando voglio io. Banalmente, come dicevo, attivo un'uscita della centrale che mi porta un positivo alla sirena solo in talune occasioni. Questa potrebbe essere una cosa attivabile anche da applicazione, attivabile da un interruttore, attivabile a seconda del programma che vado ad inserire. Sì. Se ho una centrale evoluta posso farla suonare quando decido io e solo quando decido io. Se non ho una centrale evoluta, trovo il sistema tramite un accrocchio di relè che mi impedisce di togliere il positivo a quella sirena. In caso invece di mancanza rete e spegnimento della centrale, l'unico modo è interrompere il cono, l'altoparlante stesso della sirena, o sperare che la batteria di cui è dotata la mia sirena esterna la faccia suonare per meno possibile. Va detto e ribadito comunque che una sirena che rispetta le normative non possa più suonare all'infinito. Quindi sirene moderne sempre, se in presenza di sirene obsolete, andrebbero sostituite, almeno dal mio punto di vista, o quantomeno fatta una dovuta doverosa manutenzione al nostro impianto di allarme in modo che tale evento non possa accadere. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, è assolutamente gratuito, ma a me dai una mano per poter proseguire in questo progetto. Grazie ancora per avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!